Paolo Tiozzo, Fedagripesca, prima giornata degli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022, le prime sensazioni? Beh, è una giornata innanzitutto importante per il Veneto, ma non solo, importante per l'Alto Adriatico con il distretto di pesca che poi avremo modo di entrare nel merito venerdì. Oggi è una giornata che tratta i temi del Veneto facendo il punto su quella che è la laguna e le lagune del Veneto. Le lagune che, ricordo, sono per il Mediterraneo, la nostra regione è in pole position perché le lagune più grandi nel Mediterraneo sono qui da noi. La carta ittica è fondamentale per regolamentare quello che sono tutta una serie di normative e mettere in fila tutte le competenze in maniera tale da semplificare quello che un indomani diventa la pesca e l'acquacultura nella nostra regione. Ci sono tutte quelle figure che qui riescono a cambiare un po' il futuro della pesca nella nostra regione. Un momento questo particolare dove se non si riesce a far sintesi, se non si riesce a far sistema, il rischio vero è che si perdano soltanto posti di lavoro. Perciò la sensazione è positiva, l'inizio è stato direi buono e positivo, aspettiamoci nei prossimi giorni di capire dove vogliamo andare e con quali nuovi strumenti che ci porterà il FEAMPA aiutare questo settore, che è un settore che ha bisogno di evolvere velocemente, non soltanto nella sostenibilità ambientale, ma anche nella sostenibilità economica e sociale. Venerdì verrà poi presentato anche il Libro Bianco della Pesca, un altro strumento per andare verso un futuro sempre più sostenibile per tutto il comparto. Sì, è stato fatto un gran lavoro di analisi del passato per capire poi con il passato dove probabilmente ci sono stati fatti anche degli errori, dove si vuole andare con il futuro. Avremo venerdì i massimi esperti europei, nazionali ed internazionali che potranno aiutare quest'area, ma in una visione di più ampio respiro tutto il Mediterraneo. Oggi troppo, a mio avviso, sotto torchio nell'aspetto ambientale. Questo è il sistema vero, cioè coinvolgere gli operatori a più livelli, gli scienziati a più livelli, per trovare poi, ripeto, l'ho detto poc'anzi, quello che è l'aspetto ambientale certamente, sociale ed economico che deve essere alla base di ogni ragionamento, come lo preannuncia la politica comune della pesca, perché la politica comune della pesca si regge su tre gambe ed è l'aspetto ambientale, sociale ed economico. Ecco, questo è un momento dove l'assessorato e la Regione Veneto ha ben capito che affiancare all'aspetto ambientale, un aspetto tecnico che guardi al sociale ed economico è fondamentale, perché altrimenti il rischio vero è che si guardi troppo ad un aspetto senza tenere invece in considerazione i posti di lavoro che sono sempre sacri per noi in questo momento più di altri, visto e considerato le grandi difficoltà che tutti noi stiamo attraversando in Europa o forse nel mondo.